ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a mangiare da Enrico Porzio. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, un follow al canale e fatemi sapere nei commenti se ci siete mai stati. Questa è la sede che si trova al Vomero. Fatemi sapere in quale siete andati voi. Andiamo a mangiare. Il posto è super centrale, si trova al Vomero, praticamente su Piazza Vanvitelli. Dentro è arredato come una tipica pizzeria napoletana, i colori sono proprio quelli della città. Io però ho preso posto fuori, gli addobbi sono ancora quelli di San Valentino, molto carino, tutto molto intimo. Lo staff è super disponibile, gentile. E il servizio è stato anche abbastanza veloce, devo essere onesta. Il menù offre una grossa selezione di pizza, da quelle stagionali alle classiche fino ad arrivare a quelle speciali. Ci sono, poi vari antipasti, birre, bevande, insomma. Ora non resta altro che scegliere. E mi raccomando, resta fino alla fine se vuoi sapere quanto ho speso. Allora ragazzi, abbiamo ordinato un antipastino misto che ci hanno portato patatine, crocchè, arancino, frittatina e frittellina. Buono però un po' scarno, diciamo, fritto misto normalissimo. Poi abbiamo ordinato due pizze. Una è la Spacca Napoli che ha 4 gusti, montanara classica, pizza fritta, margherita DOP e saporita. E poi l'altra pizza che abbiamo ordinato è sogno ad occhi aperti con crema di pistacchio, salsiccia, fior di latte d'Agerola, condita a fine cottura con stracciate di bufala e granelle di pistacchio. Speriamo che la pizza sia buona, vediamo com'è, aspettiamo. Questa è la mia pizza, devo dire che la faccia è interessante. Ora andiamo all'assaggio però. Allora, a me interessava provare la parte margherita tantissimo, ero proprio curiosa di provarla, quindi io direi che molto al fly, molto velocemente andiamo all'assaggio. Vado. Ci posso stare. Volevo prendere la margherita perché se vieni a Napoli per forza devi prendere la margherita, non te ne puoi proprio privare, e quindi ho detto diamogli un try e vediamo com'è. Ci sta. È sicuramente buona, ma c'è poca roba dentro, insomma. La montanarina. Non lo so. Non l'ho capita questa pizza. Mi confonde. Sono 4 cose diverse. E mi confonde, cioè non me le gusto tutte, capito? Perché? Perché è poco di tutto. Titolo della pizza, non mi ricordo il nome. Devo guardare là il banco. Non mi piace. No raga, c'è troppo pistacchio. È troppo piena di pistacchio e ti impasta la bocca. Non lo so, do un altro morso, ma Avresti mangiato tutte, no.
Bocciata. Con troppo sapore di pistacchio che copre tutto il resto. Caffettino! Onesto, onestissimo, ci posso stare. Allora, per 2 coperti, un'acqua naturale, una birra, un caffè, una spacca Napoli, un sogno ad occhi aperti, un fritto napoletano e una patatina, abbiamo speso in totale 42,50 €. Qui dal fritto mi aspettavo fosse un po' più abbondante. Poi non ho apprezzato moltissimo la pizza sogno ad occhi aperti, quella al pistacchio, che tra l'altro è quella che costa anche di più. Il menù era molto variegato, quindi solo per il menù ci sta un bell'otto. Per la qualità del cibo 7. E la location è al centro, è carino, è sistemato, sono 8 per la location. Servizio 9 perché sono super gentili tutti quanti, non abbiamo aspettato tantissimo, ci torno. Provo le altre pizze, non quella al pistacchio però, quella no.